Alle 9:30 è andato a un parco Catene a prendere bimbi e ho visto un uomo giù e dopo andare subito da lui, ho preso una bottiglia di acqua e buttato sopra per lui. Dopo vestiti è andato giù, fatto la core, massaggio, dopo è arrivato polizia, prima ambulanza. A parlare è una delle persone che ha cercato di salvare il quarantenne colpito probabilmente da un malore fatale mentre faceva jogging al parco Catene di Marghera. L'uomo si è accasciato lungo questo muro di pietre che separa il parco Catene da via Trieste, poi sono arrivati i soccorsi. I medici hanno fatto il possibile, ma per il quarantenne non c'era più nulla da fare. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o altri elementi sospetti, quindi l'ipotesi più accreditata è quella che sia stato colto da un malore mentre correva al parco. Quando è stato trovato era in tenuta sportiva e non aveva con sé alcun documento di identità.